Ieri mattina a Galliera, per cause accidentali, si è sviluppato un incendio all'interno di un garage condominiale, le cui fiamme hanno iniziato rapidamente a interessare l'intera struttura. La circostanza ha richiamato l'attenzione dei residenti, i quali hanno iniziato a invocare a gran voce aiuto. Questa richiesta è stata raccolta immediatamente e con grande efficacia da un carabiniere effettivo alla locale stazione, un militare di 29 anni, Pasquale Sibilio, il quale ha immediatamente attivato i soccorsi dei vigili del fuoco e dopo aver valutato la gravità e l'urgenza della situazione, con grande slancio e incurante il pericolo, è entrato all'interno dell'immobile ed è riuscito, nonostante questo ormai fosse invaso da una densa coltre di fumo nero, a raggiungere il primo piano, mettendo in salvo un nucleo familiare composto dalla mamma e due figli in tenera età di 10 e 13 anni. Siamo molto contenti inoltre di sapere che la mamma con i due piccoli ieri sera sono stati dimessi dall'ospedale Maggiore in buone condizioni, dove erano stati trasportati a seguito di una leggera intossicazione ed evidentemente per lo shock ricevuto.